dopo Dopo di Lussa non ci voglio far ascoltare le sue poesie. Allora diamo la parola a Giovanni, dice qualcosa a Giovanni. il giorno dopo Giovanni, la tu non hai letto manco una poesia, leggine una tu. No, vabbè, questa qua è il giorno dopo la tempesta, devo leggere io. Allora. Allora, praticamente c'è stata una grossa tempesta al paese mio, che ha fatto tanto danno, che praticamente ha creato grossi problemi, perché anche il porto, che per noi potete capire che è di vitale importanza, per noi senza porto non siamo niente, non abbiamo grosse risorse. E quindi è stata una nottata molto brutta e di paura. Io poi l'indomani ho scritto questa poesia. Il giorno dopo la tempesta, cosa resta? Finita la tempesta. Una pace quasi irreale, se pensi al temporale. La furia della natura scoraggia e fa paura. La gente s'affretta a risollevarsi in fretta, spolvera la sabbia, nasconde la rabbia. Si dà da fare per ricominciare, perché chi va per mare sa che deve continuare a navigare. Mi hai ricordato l'alluvione del 2009. Cioè, praticamente noi eravamo distrutti, la sabbia Sì, ho in visto casa. dei video, infatti ho pensato che ti volevo chiamare, ma poi... È stato terribile. Sì, Però l'indomani, quando è sorto il sole, tutti quanti sparavamo nel nostro pezzo di terra, il nostro pezzo di marciapiede, per ricominciare, perché va ricominciare, certo. dobbiamo ricominciare, non possiamo arrenderci. Non mi dire. Io l'ho vissuto in prima Ma persona. tu hai scritto niente poi dopo quell'esperienza? No, è stata un'esperienza molto brutta che non voglio dimenticare. Te l'ho raccontata. Stiamo parlando dell'alluvione del 2009. Io e mio marito vivi per miracolo. Quanto tempo è passato? 2009, 2025. 2009. 16 anni. Che poi era l'1 ottobre e l'1 ottobre portava allerta meteo, sì. Portava allerta meteo anche qua, ho detto mamma mia, guarda tu. Ma noi ci siamo salvati con mio marito per miracolo. Siamo arrivati... 35 persone. Sì. 36. Esatto. E 5 non sono state più ritrovate. Ah, vero? E i miei figli, che mio figlio era a Milano, che vedeva tutte quelle scene, non aveva notizie. Perché non Dice, funzionava nei telefoni. Non manco. funzionava telefono, senza luce, 3 giorni, senza luce, senza acqua e senza telefono. 3 giorni, mio 3 fratello giorni. a Quindi i miei Scaletta, è figli arrivato stavano fino a impazzendo. Scaletta, Itala, Dici, chissà dove Itala, sono i miei genitori. Perché vedevano le immagini e quindi... Ed erano attaccati alla televisione per sentire i nomi, ma i nomi non si dicevano allora perché Neanche si sapevano. esatto, non si sapevano chi erano, chi non erano, quindi, e quindi loro stavano impazzendo veramente... perché vedevano quelle scene e noi, io e mio marito, ci siamo salvati. Siamo scesi dalla macchina ed è crollata tutta la ferrovia davanti Ma a casa dove nostra. abitava esattamente? Perché è stata tutta Sì, la sì, zona... tutta la statale Che sono proprio 114. Sì, esattamente. Dove Sì, abita sì, lei? Dove Proprio abita davanti? io? Proprio mi è crollata tutta la stazione, tutto con il cannetto, tutto. È crollato tutto il muro davanti casa. E si è riempita tutta la E si è strada. riempita tutta la strada, esatto. Sì, infatti, Fino a io non voglio scrivere niente perché è stata un'esperienza molto dolorosa, perché sembra che ci ha protetto qualcuno, perché siamo scesi dalla macchina, siamo saliti sopra perché io abito al primo piano ed è crollata tutta All'altezza e dei copriamo. tetti delle macchine. Hai capito? Sì. Quindi noi ci siamo salvati per miracolo. Comunque dalla pioggia torrenziale torniamo alla nebbia. Prego. Ma alla nebbia parliamo sempre di atmosfere marine. Il mio amico Gabbiano, ho chiamato con un po' di fiato il mio amico Gabbiano, allo sbucar del giorno piano piano, forse un po' di tristezza, voglia di una carezza. L'ho avvistato, è arrivato con leggerezza, quasi portato dalla brezza. Comincia a volteggiare, sembra sussurrare, librando sul mare, non disperare. Non, scusa. Disperare. Io non applaudo perché tengo il cellulare in mano, però insomma. No, siccome sono dei pensieri. Sì, infatti come lui spiegava prima, incisivi. Sì, giro di Proprio giostra. danno l'immagine. Una corsa contro vento, ricorrendo il tempo. Spacco in due questa città. Per questo nuovo giro di giostra. Poi un gioco è finito, sei sparito.
Ho provato a tirar fuori dolore e rancore, resta solo il vuoto, un amore perduto. Qui c'è molta nostalgia. Un'altra breve, a me piacciono questi componimenti, come già ho parlato, brevi, sì, neve, lo possiamo un po' assemblare in Chiara, no? C'ha queste sempre atmosfere così più molto pacate, anche la neve, insomma, dà un'immagine anche del nostro, sì, della nostalgia, l'indefinito. Fiocca la neve, muta e lieve, danza giuliva, timorosa e schiva, le sue parole come sassi, scavano un fosso, costruiscono un muro, una storia senza futuro. È quella che ha letto lei prima questa. E l'ho riletta, sì, non mi ricordavo, l'avevi riletta tu, sì, vero. Sì, Quando hai parlato di brevi sì, poesie, sì. questa è una delle più brevi, insomma, diciamo. È attento. Leggi un'altra. sì, È una buona memoria anche. finora. Vediamo. Si vede che partecipa con interesse, da lodare. Ma ce n'è una così, storia. Sai perché non compro fiori? Per non vederli appassire. Sai perché non vivo storie? Per non vederle morire. Non cerco eternità, solo un po' di verità. La sincerità che non ha età. Brava. Poi una di fine estate. Quando finisce l'estate, aria speciale, intima e sensuale, sonnacchiosa e soffusa, più silenziosa, meno affannosa, languida s'adagia sulla vuota spiaggia, tornano i gabbiani a fare i guardiani, portati dal vento che spira freddo da ponente, il mare si fa serio, scatena un putiferio, perché praticamente è il primo temporale, diciamo, no? Esatto. E che annuncia che l'estate è finita, è tutto diverso. Da noi poi è un cambiamento radicale. Sono pensieri. Sì. Piccoli spazi di luce. Sì, io scrivo così. Alcune sono anche più. Se avete Io domande, volevo leggere, visto che parlava di Trilussa, non so se la conoscete, questa di Trilussa, ve lo dico. Era Carlo Alberto Salustri, era uno pseudonimo di Trilussa. L'uomo disse alla scimmia: sei brutta, dispettosa, ma come sei ridicola, ma quanto sei curiosa. Quando io te vedo, rido non si sa quanto. La scimmia disse: sfido, ad assomiglio tanto. Ora mi leggo. allora Anna Maria ci legge? Non mi hanno cambiata. Come? Non mi hanno cambiata. Non mi hanno cambiata. Non mi hanno cambiata. Non mi hanno cambiato. Il titolo della poesia. Sono così. Sono arrivata fin qui. Volevano cambiarmi. Non sono riusciti ad ubriacarmi. Ho scelto sempre la mia strada, anche se non a tutti aggrada. Avrò sempre un po' di rosso sopra i denti, perché mordo la vita e odo gli stenti. Non sarò mai perfetta, dammi retta. Ho tante rughe sul viso, le conservo per ricordare quando ho riso, quando ho pianto, tanto. Non sono riuscita a stare zitta, anche se spesso mi è costato più di una sconfitta. Non serve dirti ciò che mi piace, i miei occhi avranno una strana luce. Leggerai ciò che non ho mai detto, e non per far dispetto. Adesso sono felice finalmente, non voglio cambiare più niente. Ho troppi anni e un po' di affanno. Non mi hanno cambiata, lo sai. Continuerò a scegliere per sempre, oramai. Brava. Sono belle queste. Belle, belle. Dicono tanto. Grazie. Io anche le scribacchio perché è una cosa importante, sto sentendo tutta. Vi chiedo scusa. Domande? Non c'è Pensieri? da dire niente. Riflessioni? Sì, ma non Trilussa, ma anche... Stai scrivendo per adesso qualcosa di nuovo?
Sì, qualcosa si poteva dire, però ancora non ho l'ispirazione, cioè perché poi praticamente io continuo a Ma scrivere cosa lo stai scrivendo? e raccolgo poesie. Ascoltiamo, sta scrivendo? Raccolgo poesie, le metto tutte sotto la dicitura poesie non pubblicate. Non pubblicato. Poi scegliamo il titolo. Poi praticamente arriva una folgorazione. Trovo una poesia, Che ti colpisce più delle altre? un titolo e anche la copertina, perché come sapete tutte le mie copertine hanno qualcosa dietro, non sono messe lì a caso. E sono foto che Fatte da lei. Sono tue foto, lo devi Le dire. foto sono Anche posti quelle miei contenute qui sono tutte foto di Anna Maria Pagini. e quindi Ma sono che sono fotografie. all'interno. Questa all'interno ha messo delle fotografie che sono del mio paese, insomma, di Lipari, che sono tutte fatte che ho da fatto lei. in gita, in E anche le giro, da copertine, casa questa è la mia. quarta che ha scritto, è la quarta, diciamo, copertina di questa raccolta, è presa da una fotografia di Anna Maria, abita di fronte al mare. Bello. Anche la Cioè, fotografia attraversare è la una forma strada. d'arte. Attraversa la strada e c'è il mare. Una forma d'arte. A Lipari, Certo. questo, Lipari, non... Sì, sì. Canneta. Sì, Ah, a beh, Cagnano. Va bene. Possiamo concludere. Volete dire Poi, qualche... concludendo, devo dire una cosa. la prossima ascoltiamo volta- Giovanni. Se la Allora, dici tu la puoi dire, tu la puoi dire quello che allora vuoi. Giovanni ha qualcosa da dire. Tu puoi dire quello No, che no, vuoi. ma non era- Allora vi voglio spiegare una cosa. Non era una cosa Io con Giovanni inerente la... mi conosco da lontano, 89. no, 1983. Vabbè. Lo conosco. D'accordo. Abbiamo lavorato nello stesso posto, all'ospedale di Lipari, tanti e tanti anni fa. Mamma mia. Abbiamo condiviso tante cose, emozioni, paure, ansie, nottate a aspettare un elicottero. Male turno in ospedale. Lui praticamente che Diciamo. restava bloccato e io nel mio Allora, piccolo- spieghiamo. Allora, loro lavoravano entrambi all'ospedale, al pronto soccorso di Lipari, perché lei come biologa e lui come dirigente medico. Quindi capitavano emergenze, cose, e aspettavano l'elicottero magari per trasferire i pazienti. Quindi vivevamo insieme questi, sono dei momenti difficili, Difficile, pesante. perché c'è la vita di qualcuno in mezzo, poi capitavano sempre d'inverno, quando l'elicottero addirittura aveva difficoltà ad atterrare, oppure non si trovava posto. Io ricordo Giovanni metterci l'anima per trovare un posto, per far arrivare il più possibile in terraferma, perché Cosa poi... significa che abbiamo un paziente critico, il problema della gestione del pronto soccorso, ora cambiamo argomenti, diciamo cose pratiche, insomma i primi atti così medici, si dice stabilizzare il paziente sui parametri vitali e poi magari trauma cranico, emorragia cerebrale, cose serie. Sto paziente dove lo mandiamo? Per cui si fa una fila di telefonate infinite in tutti gli ospedali della provincia e ogni telefonata non viene mai seguita da una risposta. Mamma C'è un telefono, già è squilla. A volte doveva allertare la prefettura, precettare proprio l'elicottero. E nel frattempo il paziente muore. Ma infatti ci sono stati casi, si telefonava alla prefettura, sono al segretario del prefetto, che succede immediatamente in contatto col policlinico, non ci riesco, o mandavano la pattuglia dei carabinieri nella prefettura.